Allora, buonasera, qui è finita la partita, siamo qui con coach Marco. Coach, due parole, noi normalmente regaliamo sempre all'allenatore ospite una bottiglia di Buzzo Wine, il nostro sponsor, la condividerai con la squadra. Due parole su questo campionato che per voi è un po' difficile, però vedo che ci sono anche delle giovani ragazze, quindi raccontaci un po' come va il gruppo, come vanno questi giovani prospetti. Sì, intanto scusate la voce, intanto grazie per l'omaggio che condividerò con i miei assistenti e dirigenti. Sì, noi siamo un gruppo abbastanza giovane, soprattutto con pochissima esperienza di campionato di Serie B e si vede. Sapevamo di soffrire, facciamo questo campionato con serenità, sì, dovremmo averne forse a volte un po' di più, contro squadre tecniche e preparate come la vostra, a cui faccio i complimenti, però fa parte della crescita, ecco. Quindi sì, in certe partite come oggi si vedono i nostri limiti, soprattutto in attacco, e stiamo cercando di lavorarci. Sono più arrabbiato per la difesa, dove dovremo essere un pochino più attente, o perlomeno perché prendere 90 punti vuol dire comunque perdere in ogni caso. Quindi cercheremo di lavorare durante la settimana, anche perché sabato prossimo abbiamo la partita probabilmente decisiva per noi contro Cassarza, almeno per non arrivare ultime, che ci darebbe la retrocessione diretta. Dopo noi non facciamo drammi, per carità, però insomma ci piacerebbe guadagnarci la salvezza sul campo, ecco. Quindi intanto complimenti a Conegliano, che è una squadra insomma un po' per merito anche nostro, però tanto di cappello agli 88 punti segnati.